Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Augusta, nube tossica e rabbia, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro senza sosta nello stabilimento di rifiuti speciali, allarme diossina, l'ARPA effettuerà analisi sull'aria, ordinanze dei sindaci, cittadini chiusi in casa e spiagge evacuate, la procura indaga sull'origine del rogo, i residenti si sfogano davanti alle nostre telecamere. Palermo arroventata dal caldo africano, oggi bollino rosso e temperature oltre 35 gradi, centinaia di richieste al 118, soprattutto da anziani e bambini. Ordinanza comunale vieta l'uso delle carrozze, intanto turisti e residenti affrontano l'ondata di calore tra mare e città, mentre la Sicilia brucia. Operazione antidroga a Catania, la Guardia di Finanza ha scoperto 64 kg di cocaina nascosti in un tir nella zona industriale, arrestato un 30enne campano, valore stimato della droga 13 milioni di euro. Il nodo Amata, pressioni per le dimissioni dell'assessore al turismo, ma il presidente della regione le smentisce. Il Amata difende la propria posizione, mentre il rischio paralisi all'Ars resta sullo sfondo. I misteri della strage di via D'Amelio e le novità emerse, ritrovati i brogliacci delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia Appalti di 35 anni fa. Dura vita per gli automobilisti a Catania e soprattutto per i disabili. La zona del tribunale ormai è circondata da strisce blu a pagamento, di parcheggi per portatori di handicap o strisce bianche neanche l'ombra. Cuore, musica e sicilianità. Lello Analfino riempie piazza Marconi ad Agrigento tra messaggi di pace e un omaggio alla sua città. Calcio, primo weekend di mercato nella finestra estiva del 2025. Il Palermo, un tassello alla volta, prova a costruire l'organico per la prossima stagione. Il Catania, dopo l'addio di Inglese, sonda le alternative in attacco. Bentrovati. Nube tossica e rabbia ad Augusta, dove i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente notte e giorno e continueranno ancora per spegnere l'incendio divampato nello stabilimento Ecomac, dove si smaltiscono rifiuti speciali non pericolosi, andato a fuoco ieri. Al microfono di Francesco Aloi lo sfogo di chi vive in zona. Non si può abitare più ad Augusta, qua ci conviene che ne scappiamo di questo paese. Alla fine respiriamo veleni, siamo nel triangolo della morte. Troppi casi di cancro, giovani morti di cancro ci sono in questo periodo. Lo sfogo di alcuni residenti di Augusta dopo il grosso incendio che ha colpito lo stabilimento Ecomac. Vigili del fuoco e protezione civile impegnati per ore, ma domare tutti i focolai è cosa che richiede molto tempo e tutt'altro che semplice. Ad andare in fumo tanta plastica e corre la paura per l'allarme diossina. Quando gira il vento che viene verso qui, a volte si sente puzza di gas, quindi la paura c'è, certo. E sono stati proprio i sindaci della zona ad invitare tutti a restare a casa. L'alta colonna di fumo nero è stata vista anche a chilometri di distanza. È inconcepibile che dopo il primo incidente di qualche anno fa non siano state prese le dovute precauzioni. Un incendio che si ripete nello stesso stabilimento a pochi anni di distanza. Il sindaco di Priolo Gianni chiede al presidente del Libero Consorzio Giansiracusa di convocare i primi cittadini della provincia e da più parti si chiedono più controlli e attenzioni per un territorio che, a dire dei residenti, è martoriato anche dalle raffinerie. Nelle prossime ore ARPA dovrebbe diffondere i dati dei campionamenti dell'aria, fari accesi anche dalla Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo. C'è stato un grave scontro tra un'auto e una moto nel raccordo autostradale sulla Palermo-Mazzara del Vallo all'altezza dello svincolo di Mondello. A bordo della moto viaggiavano padre e figlia. La ragazza di 14 anni è stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118 al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Cervello. Le sue condizioni sono gravi. Rimaniamo a Palermo, da bollino rosso per il forte caldo. Se in molti fronteggiano le ondate di calore andando a mare, c'è chi invece rimane in città. Record di telefonate al 118 da parte degli anziani. Marco Gullà.
Oltre 35 gradi e ancora una volta giornata da bollino rosso a Palermo per il forte caldo. Record di chiamata al 118, soprattutto da parte degli anziani e sempre più bambini piccolissimi in arrivo all'ospedale di Cristina in stato di disidratazione. E se in molti fronteggiano le ondate di calore andando a mare, c'è chi invece rimane in città, come i tanti turisti che affollano il percorso arabo-normanno. Bottiglia d'acqua e ventaglio, impossibile separarsene. Tantissimi turisti chiedono acqua. Sì, tantissimi. Noi la vendiamo a €1 per rinfrescare la gente, non è che ci guadagniamo chissà che. Per rinfrescare la gente la vendiamo a €1 e siamo qui dalla mattina fino al pomeriggio intorno alle 4, alle 5. Consigli ai turisti in questo momento? Sì, una bella granita o una bella acqua bella fredda e rilassarsi e godersi questa bellissima città. Già se ne va a mare, l'unico modo per fronteggiare questo caldo è andarsene a mare o stare dentro una grotta. E a mare c'è chi è andato percorrendo l'A19 Palermo-Catania. Dopo la rimozione dei tanto discussi cantieri, il traffico è certamente più scorrevole. Non si registrano particolari disagi. Il forte caldo non abbandonerà il capoluogo anche nei prossimi giorni e infatti per le alte temperature scatta il divieto di circolazione per le carrozze. Lo ha stabilito un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla. La decisione è stata assunta in merito alle comunicazioni della Protezione Civile sull'eccezionale ondata di calore che investirà la Sicilia nei prossimi giorni e vista anche la relazione dell'assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli. E proprio a causa del forte caldo, solo oggi in Sicilia sono divampati 11 incendi. Le fiamme hanno distrutto la macchia mediterranea in 3 zone dell'Agrigentino, a Castrofilippo, a Sciacca, a Santa Margherita di Belice, nel Trapalese, ad Alcamo e a Partanna. 3 interventi sono stati gestiti dalla sala operativa del Siracusano a Villasmundo, Lentini e Porto Paolo di Capopassero, roghi anche a Ragusa e nel Catanese, a Militello, Val di Catania. Per arrivare in Sicilia la cocaina viaggiava a bordo di un tir. Arrestato un 30enne di origini campane, maxi sequestro di oltre 60 kg che avrebbero fruttato circa 13 milioni di euro. Desiree Ferlito. Fiumi di cocaina destinati al mercato del Catanese viaggiavano su un tir rintracciato nella zona industriale di Catania. Tra il fondo e le pedane della merce trasportata, la Guardia di Finanza, con il supporto delle unità cinofila, ha scoperto abilmente occultati 2 borsoni di colore scuro, contenenti ben 64 kg di panetti di sostanza stupefacente. I militari hanno identificato e arrestato un 30enne di origini campane. Ad insospettire gli agenti delle Fiamme Gialle durante il controllo è stato l'atteggiamento particolarmente nervoso dell'uomo. Da qui la scelta di una perquisizione più approfondita del mezzo pesante. La droga ritrovata avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 13 milioni di euro. Come se non bastasse, il grosso carico di cocaina, all'interno di un cassettino portaoggetti è stato trovato anche un piccolo quantitativo di hashish, oltre a denaro in contanti. L'uomo arrestato è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania. La politica adesso, tensione in casa Fratelli d'Italia in Sicilia. Si infittisce il caso Amata, il governatore smentisce i pressing per le dimissioni palesate dal commissario Sbardella. Amata resiste, voglio solo dimostrare la mia onestà. Manlio Viola. Dopo le dichiarazioni di Luca Sbardella, commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, che lascia trasparire un'analisi in corso ai vertici romani del partito sul caso Galvagno e Amata e non esclude decisioni nelle prossime ore, pur restando molto prudente, si sono scatenate le voci di pressing per chiedere le dimissioni soprattutto dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata. A fronte delle notizie in base alle quali riservatamente il presidente avrebbe chiesto a Fratelli d'Italia di rimuovere l'assessore o convincerlo a fare un passo indietro per evitare che lo stesso presidente della regione si vedesse costretto a prendere lui una decisione, il governatore adesso smentisce e precisa: non ho mai chiesto le dimissioni di Elvira Amata, né queste sono all'ordine del giorno. Il governatore con l'occasione risponde anche a chi lo accusa di aver perso un'occasione già durante il dibattito d'aula, scegliendo di restare in silenzio seppur presente alle dichiarazioni di Galvagno. Sull'intera vicenda continua a mantenere il doveroso riserbo istituzionale perché è rispettoso nei confronti della magistratura ma anche dei colleghi che ricoprono
ricoprono autorevoli ruoli istituzionali, dice ancora Schifani. Del resto, poco prima anche l'assessore Amata aveva smentito, seppur in modo sibillino, sue imminenti dimissioni. Al momento l'unica determinazione che ho è quella di dimostrare la mia totale onestà di comportamento, aveva detto la titolare dell'assessorato al turismo. Resta però il rischio di una paralisi dei lavori dell'ARS, a fronte della quale Sbardella si era espresso. È fuori di dubbio che le indagini della Procura di Palermo non possono paralizzare il Parlamento siciliano, a prescindere dalle evoluzioni per i singoli indagati, aveva sottolineato il commissario. Questo ovviamente non vuol dire andare avanti come se nulla fosse. Si infittisce il mistero intorno alla strage Borsellino a pochi giorni dal 33esimo anniversario. Il ritrovamento delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia Appalti potrebbe creare un collegamento fra le due vicende. Maglio Viola. Il ritrovamento di nastri e brogliacci delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia e Appalti di 35 anni fa apre un nuovo spaccato in un'altra inchiesta, quella sul depistaggio per la strage di Via D'Amelio, aperta a Caltanissetta. I PM nisseni mesi fa hanno iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento a Cosa Nostra l'ex magistrato antimafia palermitano Gioacchino Natoli e l'ex procuratore Giuseppe Pignatone, sospettati di aver insabbiato quella indagine che Borsellino, poco prima di morire, avrebbe voluto riaprire. Ma la difesa dell'ex PM dimostrò che l'ordine di distruzione degli atti era un provvedimento ordinario disposto su un modulo prestampato che all'epoca veniva usato in tutti i casi di archiviazione e dunque non provava nulla. A Natoli viene contestato dalla procura di Caltanissetta di aver insabbiato il procedimento aperto a Palermo dopo l'invio delle carte da Massa Carrara su presunte infiltrazioni mafiose nelle cave toscane. Lo avrebbe fatto con intercettazioni troppo brevi e nascondendo, d'intesa con un ufficiale della Guardia di Finanza, Screpanti, anche lui indagato, vere e proprie autonome notizie di reato emerse da quelle intercettazioni. Fra queste, la messa a disposizione dell'imprenditore e politico Ernesto Di Fresco in favore del boss Francesco Bonura, nonché una concreta ipotesi di aggiustamento di un processo mediante l'interessamento di Di Fresco stesso nel procedimento pendente davanti alla Corte d'Assise di Palermo, sempre a carico di Bonura per un'accusa di duplice omicidio. Il ritrovamento pone un secondo interrogativo: perché l'ordine di istruzione non fu eseguito? Fatto sta che l'analisi di questi documenti adesso potrà essere dirimente in un senso o nell'altro. Parcheggi a Catania, dove le strisce bianche sono sempre più rare. In centro solo stalli a pagamento o riservati alle forze dell'ordine. Difficoltà per i portatori di handicap. Anche in questo caso ci sono poi gli immancabili paradossi etnei che ci racconta Tonino De Mano. Nel cuore di Catania non si trovano neanche con il lanternino. Cercasi strisce bianche, ormai sostituite da stalli blu a pagamento e gialli, riservati alle forze dell'ordine. Un chiaro esempio è il perimetro di Piazza Verga, dove specie di mattina, per la presenza del tribunale, trovare un posto equivale ad un terno all'otto e va peggio ai soggetti portatori di handicap. Nella zona del Tribunale non ci sono strisce bianche, nella zona del Tribunale ci sono pochissimi stalli disabili, malgrado dovremmo avere un rapporto di 1 a 20, un posto disabile ogni 20 posti a pagamento. E poi ci sono i paradossi. Il car sharing è stato sospeso l'1 maggio a Catania. Malgrado ciò io l'8 maggio sono stato multato e malgrado nella mia autovettura avesse esposto il CUDE. L'opposizione sollecita verifiche sul numero degli stalli. Il Comune di Catania non ha mai fatto la verifica della quantità di strisce bianche, gialle e quelle a pagamento. Fondamentalmente troviamo la città disorganizzata e invasa da strisce blu. Le uniche strisce gialle che vediamo in più sono quelle delle forze dell'ordine e ci sarebbe da farsi una domanda: tutte le auto che sono parcheggiate sono auto di servizio? E non manca la frecciatina all'amministrazione Trantino sui 15 minuti di cortesia sulle strisce blu approvati dal Consiglio Comunale. L'amministrazione non ha messo ordine, anzi ci ha approvato il Consiglio Comunale con una delibera per istituire nuovamente il quarto d'ora ai autisti, ma in realtà il sindaco sembrerebbe essere contrario. Estate, tempo di moda, anche a mare. Vediamo le ultime tendenze con Desiree Ferlito. Dall'iconico bikini con i laccetti alle tinte unite o le stampe coloratissime fino all'elegantissimo costume intero. Iniziata con la bella stagione la ricerca dell'outfit perfetto da spoggiare in spiaggia. C'è chi preferisce non sbagliare, ormai no, assolutamente non si sbaglia mai, e chi sceglie l'intramontabile fiorato. Si tiene a essere anche alla moda al mare? Sì, diciamo di sì. Niente di più semplice allora che avere una guida ai costumi dell'estate 2025, da cui prendere ispirazione in vista
di una giornata di shopping. Tendenza di quest'anno sicuramente il laminato in diversi colori e modelli, il triangolo, il top. Il colore di quest'anno è sicuramente il marrone, anche questo in diversi modelli. Il lurex, che non manca mai ogni anno, quest'anno in particolare dai toni del blu e turchese, oppure dei paillettes per dare un tocco di luce. Quindi non si passa inosservato in spiaggia? Assolutamente no. Paillette e colori sgargianti per chi non vuole passare inosservata. Di gran moda per le più particolari è il trichini, scolpisce il corpo con intagli e silhouette architettoniche. In questo caso molto scollato davanti e dietro. L'Animalier, tornato con prepotenza da qualche anno, conquista i beach club più esclusivi del Mediterraneo. E anche questo con un sotto con il taglio a V un po' più alto. Il taglio dello slip è sicuramente la novità. Quest'anno è di grande tendenza la cosiddetta forma V. Lascia più scoperti i fianchi e slancia la silhouette avvicinandosi alla moda anni 60. Questo per esempio con un taglio a V abbastanza alto, questo doppino che ricorda appunto questi anni e i colori ovviamente molto freschi. Ad ognuno il suo bikini, prepariamoci a scendere in spiaggia con stile ed eleganza con i costumi più cool del momento. La musica adesso, ma anche le emozioni e l'identità siciliana. In piazza Marconi ad Agrigento è stata gremita per il concerto di Lello Analfino tra ritmo, messaggi di pace e un omaggio speciale alla sua città. Davide Sardo. Un tripudio di emozioni e musica in piazza Marconi ad Agrigento per il concerto di Lello Analfino e della Torchestar nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Calogero. Il live, tappa del Testa e Cuore Tour, è stato un inno alla pace e un invito alla resistenza collettiva. Sul palco l'artista agrigentino, oggi trapiantato nel palermitano, ha incantato il pubblico con i nuovi brani, tra cui Testa e Cuore. Accanto a lui l'energia travolgente della Torchestar, 9 musicisti d'eccezione per un repertorio ricco di storie, suoni e memoria. Gran finale con l'omaggio alla sua città, 9200. Ovunque voi siate, qualsiasi cosa facciate, siete e resterete giurgittani per tutta vita! Un concerto che resterà nel cuore. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio si avvicina, l'avvio della nuova stagione con i ritiri precampionato che presto prenderanno il via. Il Palermo stringe per Elia, il Catania cerca le punte d'oro dopo l'addio di Inglese. Francesco Triolo. Un tassello dopo l'altro a Palermo. Si sta ragionando così la trattativa ai dettagli con Elia, adesso libera attenzione per il ruolo di portiere. L'obiettivo è quello di riportare Audero, ma Osti sta tenendo d'occhio altre situazioni, anche interne. Ad esempio, durante il ritiro si vogliono valutare le condizioni fisiche di Gomis. Non è detto che possa toccare a lui. A Catania c'è la necessità di fare presto, di accelerare le operazioni, perché il ritiro è tra meno di 10 giorni e l'obiettivo, neanche tanto nascosto all'inizio del mercato, era quello di dare a Mimmo Toscano una rosa quanto più completa e ridotta possibile per consentirgli di lavorare da subito su un gruppo ben definito. L'addio con Inglese impone delle soluzioni di un certo peso davanti, per questo il direttore sportivo Pastore sta valutando con una certa attenzione Simone Corazza dell'Ascoli, ma sul suo taccuino ci sono anche nomi come Finotto, Comi e Natriello. Non è una punta, ma comunque un giocatore offensivo, Michele D'Ausilio, che ad Avellino viene dato come sondato dal Catania. D'Ascoli, Toscano vorrebbe anche Barone, altro ex del Cesena. Il capitolo uscita è quello più complicato. La Salernitana dopo Inglese potrebbe buttarsi anche su Cicerelli, Montalto potrebbe andare in Serie D, De Rosa. Il Siracusa ha una priorità, il direttore sportivo. Le voci convergono su Antonello Laneri, ma non c'è l'ufficialità. Dopo maggio ha salutato anche Sus, in entrata c'è interesse per Franzoni nella primavera del Torino
Infine per il centravanti Giacomo Corona, figlio di Re Giorgio, del Palermo, ma l'ultimo anno a Pontedera. Il Trapani invece si è tuffato con convinzione su Matteo Battistini, difensore centrale che stava per rinnovare con il Lecco. La proposta dei Granata, però, importante dal punto di vista economico e della durata un biennale, potrebbe avere la meglio. Il padel spopola in Sicilia. Secondo un report della FTP, l'isola è tra le prime regioni d'Italia per appassionati dello sport e infatti cresce il numero di campi, ma anche il numero delle scuole per allenarsi. Marco Gulla. La Sicilia si conferma regione che fa da traino al padel in Italia, consolidando numeri e primati che raccontano la crescita esponenziale di questo sport nell'isola, con 872 campi da gioco e 337 strutture circoli, è oggi la terza regione in Italia per numero di campi e club, superata solo da Lazio e Lombardia. Siamo tra le prime regioni in Italia come numero di tesserati, come numero di campi. Delle 337 società affiliate, ben 190 fanno attività di padel. Ma è sul fronte della formazione che arriva il sorpasso. Secondo i dati della FTP, con 87 scuole di padel attive, la Sicilia è oggi la prima regione italiana per numero appunto di scuole, superando il Lazio e la Lombardia. Il successo del padel in Sicilia è testimoniato anche dai numeri dei campionati assoluti che si stanno giocando adesso al TC2 e che hanno ben 100 iscritti. Il successo di tutto il movimento è frutto di un lavoro di squadra. Il padel è ormai presente in 127 comuni siciliani, dunque nel 32% di tutti i comuni della regione. In pratica un comune su 3 in Sicilia ha almeno un campo di padel, ben al di sopra della media nazionale che si ferma al 22%. Siamo anche tra le prime regioni in Italia per quanto riguarda l'attività di base, il TPRA, sia come numero di squadre iscritte ai vari campionati, sia come tornei svolti, come numero di iscrizioni nei vari tornei. Quindi numeri in crescita in ogni settore. Ancora una breve pausa, a tra poco. Bene, non ci sono aggiornamenti per questa edizione, è tutto. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.